Quanto è importante portare all'interno delle istituzioni storie che però non fanno parte della storia divulgata? Diventa un dovere morale ancor prima che istituzionale, soprattutto quando questi libri, che sono un ponte tra chi c'era e chi verrà, si rivolgono ai giovani. E quindi oggi la forza di questo libro è quella di avere come destinatari la generazione Z, tutti quei giovani che vivono in tempi ritmati dalla velocità. Diventa fondamentale riuscire a trasmettere loro quanto la memoria sia un atto di responsabilità che devono tenere preziosa nel loro scrigno della loro vita, perché diventa fondamentale saper conoscere, saper ascoltare e saper anche non essere indifferenti. Questo è quello che ci insegna questo libro, perché la memoria ha un senso solo se la si tramanda ai giovani e in questo modo non si spegnerà mai. È una sinergia che ovviamente fa capire quanto importante è quello che è successo nel territorio dell'Alta Padovana a partire dal 27 di aprile fino al 29 con l'eccidio di Santo Giustino Nicoli in partenza per poi finire a Castello di Godolo con oltre 135 vittime innocenti. Il progetto è partito con l'80° dell'anno scorso, dove praticamente Santo Giustino Nicole ha fatto un reading con un piccolo libro che ha raccolto tutte le testimonianze di persone ancora in vita, e da lì partito grazie all'assessorato della cultura e alla mia assessore Ornella De Santi, con il coinvolgimento di comuni dell'Alta Padovana, quindi Villa del Conte, San Giorgio in Bosco, San Martino dei Luperi e infine Castello di Godego, che assieme agli altri assessori hanno avuto questa bellissima idea di questo progetto, questo libro che conta oltre 100 pagine, che appunto i nostri occhi hanno visto, che raccontano in dettagli tutto quello che è accaduto nel nostro territorio appunto in quel maledetto aprile del 1945. Questo libro andrà poi consegnato a tutte le scolaresche per far sì che i ragazzi capiscano in modo profondo quello che è successo, ma che soprattutto questo libro porti in ribalta quello che purtroppo ancora oggi, nonostante siano trascorsi 80 anni, succede ancora nel mondo, ma succede anche nella quotidianità. Basta vedere appunto i fatti che succedono quotidianamente per futili motivi, una violenza gratuita, cosa che è successa al tempo e sta succedendo purtroppo ancora oggi. Questo libro parte da storie che sono state raccolte negli anni e nel tempo grazie a testimoni che non ci sono più, molti di questi non ci sono più, e c'era l'urgenza di recuperare, di non perdere queste storie, possibili anche grazie alla collaborazione, alle porte che ci sono state aperte dai familiari direttamente. Come restituirle? Abbiamo pensato di realizzare insieme con Daniela Borgato, coautrice, e Irene Carbone, illustratrice, un libro illustrato per i ragazzi. I protagonisti parlano in prima persona e sono storie che arrivano tutte perché sono di straordinaria attualità. Abbiamo le storie di madri che perdono un figlio, amici che perdono amici, padri che danno la vita per i figli. Sono storie attualissime anche nelle guerre di oggi. Il libro è edito da Becco Giallo, una casa editrice che si occupa di giornalismo d'inchiesta, ma anche di recupero della storia, di restituzione proprio alle generazioni, alle nuove generazioni. Nuove generazioni attentissime alle storie, soprattutto quando sono autentiche. Ne abbiamo avuto la prova portando dei testimoni nelle scuole e veramente i loro occhi, i loro sguardi sono attenti.